Eccoci qui con Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGIL del Veneto, per parlare di un argomento estremamente importante e interessante, ovvero gli accessi con impegnativa di residenzialità alle RSA, alle case di riposo. Cos'è questa impegnativa di residenzialità? Dove sta il problema? L'impegnativa di essenzialità è quella parte diretta che viene pagata sulla base di un decreto del 2007 da parte della Regione del Veneto e quindi scarica, diciamo, il 50% di quello che è il costo della retta in una casa di riposo. Qual è il problema? I problemi sono due. Uno, che quanto paga la Regione, cioè 52 euro al giorno, è ormai fermo da 4-5 anni. Nel frattempo le rette sono aumentate e quindi quanto previsto dal decreto, cioè che il 50% sia a carico del pubblico e il 50% sia a carico delle famiglie, oramai non è più così, per cui le famiglie sono chiamate a pagare molto di più. E noi diciamo questo non va bene, la Regione dovrebbe evidentemente riconsiderare questa quota e innalzarla, portarla a una cifra che sia davvero il 50% di quello che oggi sono le rette. Dall'altro la Regione del Veneto non ha mai portato al 100% degli aventi diritto questa indennità di residenzialità. Ci sono cioè delle persone che sono in attesa? Ci sono delle persone che avrebbero diritto ma non hanno perché i fondi non sono sufficienti. Sono oltre il 10% di quelli che avrebbero il diritto, nonostante unitariamente sia stato più volte richiesto un adeguamento, questo non è stato ancora ottenuto. E quindi ci troviamo con un doppio fenomeno. Uno, le impegnative di essenzialità sono poche, due, sono sottostimate rispetto a quello che è il costo delle rette oggi nei centri di servizio e nelle case di riposo. Per non parlare dell'altro problema che non ci sono ancora posti sufficienti. L'altra questione è esattamente questa, al di là che naturalmente come sindacato pensionati noi siamo perché gli anziani rimangano nelle proprie famiglie il più a lungo possibile e da questo punto di vista i servizi siano adeguati rispetto a quello che serve, ma dall'altro nel momento in cui le famiglie non sono più in grado o lo stesso anziano non si sente più in grado di rimanere in famiglia deve avere una risposta presso questi centri di servizio. Oggi come oggi abbiamo code, liste d'attesa, anche in questo caso molto lunghe. L'esempio di questi giorni è di una provincia del Veneto in cui ci sono già 1600 famiglie, persone in attesa di entrare nei centri di servizio. Quindi voi fate istanza perché questo problema venga risolto, sostanzialmente. La cosa che noi diciamo è che c'è un tavolo che dovrebbe essere fatto in Regione del Veneto, chiediamo che ci sia una convocazione al più presto per affrontare tutti questi temi. Grazie segretario, in bocca al lupo, ci aggiornerete, grazie a voi di averci seguito, a presto.